visita natalizia al reparto pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'Acragas Calcio in corsia tra i piccoli degenti. Abbiamo pensato a un'iniziativa sociale con i ragazzi, spinti anche dal gruppo Sita Clan, che è un gruppo organizzato di tifosi dell'Acragas, e con l'aiuto e la collaborazione del gruppo Pelonero abbiamo pensato di fare il Natale in corsia e quindi portare un momento di sorriso a chi soffre. Vedere gioire un attimo questi bambini per aver ricevuto un dono ci riempie di gioia il cuore e ci fa vivere un Natale diverso dal solito. È un piccolo momento anche di crescita spirituale, culturale per tutti noi, perché anche i ragazzi dell'Acragas devono capire che la salute è un bene primario. Molto spesso magari vedi ragazzi tristi che hanno tutto, che si abbattono per delle problematiche in realtà effimere, però poi quando si va ad analizzare il vero significato della vita sono questi i momenti di crescita, e vedere che effettivamente c'è chi soffre, che chi non versa in buone condizioni di salute. Auspichiamo che questi bambini escano subito dall'ospedale e possano, con l'aiuto del dottore Gramaglia, che dirige magistralmente il reparto, e con tutto il suo staff, di poter riacquistare la piena salute, e questo è il miglior auspicio per questi ragazzi. Per noi è un momento, ripeto, di crescita culturale, spirituale, che può anche servirci nel proseguo del campionato per capire un po' l'importanza di essere l'Acragas e l'importanza di portare un sorriso a chi ne ha bisogno. Il Natale in pediatria ci ha arricchiti di doni, ma soprattutto ci ha arricchiti di rapporti umani con diverse istituzioni. Mancava l'istituzione scolastica, l'abbiamo avuto con la scuola Quasimodo, abbiamo avuto l'istituzione militare con i carabinieri e la polizia, abbiamo avuto dei club service, il Lions e il Rotary. Oggi possiamo dire di aver avuto anche l'istituzione sportiva, prima con la pallavolo, la SEAP di Aragona, e oggi con la squadra di calcio dell'Acragas. Speriamo che questa venuta dell'Acragas in reparto di pediatria carichi i nostri giocatori di spirito di gioventù, visto che i bambini ti caricano automaticamente e ti fanno diventare spesse volte più piccolo dell'età che hai, e che possa servire anche per loro da un punto di vista sia spirituale che anche da un punto di vista fisico, possano riuscire attraverso questa carica di benvenuto nel reparto di pediatria ad avere migliori risultati nel prossimo futuro anche nella serie calcistica che loro frequenza, per essere dall'eccellenza passare possibilmente alla Serie D. Ce lo auguriamo tutti. Ringrazio il presidente Giovanni Castronovo, ringrazio l'allenatore, ringrazio tutti i giocatori che sono venuti qui a venirci a trovare. I bambini naturalmente sono felici per i doni che hanno ricevuto, così come lo sono felici anche i genitori che hanno avuto la possibilità di misurarsi con questa realtà sportiva che spesse volte è conosciuta.